Entra in questi luoghi. Percorrili lentamente. Lasciati abbracciare dal colore e dalla luce, fino a perderti in una fantasmagoria di immagini che muove le emozioni, in un illusionismo che sfida i sensi. Settecento anni fa, in questa nobile città, dove filosofi e scienziati, letterati e artisti condividono lo studio degli uomini e del mondo, si compie una rivoluzione. Nelle mani di un maestro insuperato e degli artisti più bravi a sviluppare le sue intuizioni, la pittura diventa narrazione. Osserva. La dolcezza di un bacio racconta l'incontro di due innamorati. Una lacrima che solca la guancia, lo strazio di una madre. Un pugno sollevato minacciosamente, il significato di una condanna. È un'esplosione di sentimenti, di gesti, di reazioni. Intorno a te, le storie sacre si umanizzano e si trasformano in cronaca attuale. I paesaggi diventano quelli reali della quotidianità. I personaggi vestono alla moda dell'epoca e assumono persino le sembianze dei prestigiosi committenti. In ogni scena troverai la ricerca del vero, dell'imitazione prospettica degli spazi, della volumetria dei corpi, sottratti all'angustia della bidimensionalità. Ammira questi capolavori del genio creativo dell'uomo e sulle pareti di luoghi così unici vedrai svanire la distanza che separa il mondo medievale dall'era moderna. E vorrai essere anche tu custode di questa eredità, rimasta intatta al passare dei secoli, che il mondo oggi ti chiede di proteggere. Cicli affrescati del XIV secolo di Padova. Siti italiani del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.